Sono Gianni, titolare dell'azienda agricola Gianni Macor, una realtà molto piccola, nata a livello hobbistico circa 30 anni fa. Nel tempo sono stati acquisiti dei vigneti, adesso la realtà aziendale è di circa 3,5 ettari che viene coltivata con amore e con passione da me e dai miei familiari. La nostra azienda produce 6 qualità di vino, 3 bianchi e 3 rossi. Bianchi, il Friulano, il Verduzzo e il Piccolit. Rossi, il Merlot, il Cabernet Franc e il Refosco di Faedis che viene affinato in queste botti. A noi interessa molto la qualità e per questo seguiamo delle pratiche sia nel vigneto che in cantina. In vigneto il diradamento, che consiste nell'asportare una certa quantità di grappoli per ogni vite. In cantina l'appassimento, soprattutto nei vitigni Piccolit, Verduzzo e ultimamente anche nel Refosco di Faedis. Soprattutto nel Refosco di Faedis applichiamo anche il salasso, che è praticamente una pratica in cui viene asportata una certa quantità di liquido appena pigiato, che permette di aumentare la concentrazione sia dei colori e sia degli aromi su questo vino.